Alla domanda chi era Jacques Prévert, molti di noi istintivamente risponderebbero era un poeta, un grande poeta e parlava d'amore. È tutto vero, ma non è tutto qui. Prévert è stato uno straordinario incrocio culturale, l'espressione più autentica di un concetto molto moderno, anzi contemporaneo, la contaminazione dei generi. La sua prima musa è l'arte, aderisce giovanissimo al surrealismo. Poi nell'ordine collabora con grandi pittori e scultori, scrive grandi canzoni, lavora per il cinema, prima come scenografo e poi come sceneggiatore. Una cosa importante che fa è scambiare il suo talento con altri grandi talenti. Jean Gabin, Pablo Picasso, Yves Montand, Juliette Gréco. Poi naturalmente ci sono le poesie, l'immagine dei ragazzi innamorati che si baciano nella notte, non curanti dei passanti, è consegnata direttamente alla storia della letteratura. Lei è un po' l'uomo difficilmente freddo.